lancia appello, la città è troppo sporca, mentre Faraone ieri ad Agrigento incontra amici e simpatizzanti di Italia Viva e a Palermo si sigla l'accordo tra MPA e Lega. A San Giovanni Gemini si aggira un coccodrillo, lo conferma il sindaco che richiama tutti alla massima attenzione nella zona dell'avvistamento. Continuano incessanti gli sbarchi sull'isola di Lampedusa, mentre ieri sono arrivate a Porto Empedocle 5 salme. Torna dal TTG e la CNA in prefettura accoglie i buyer per presentare il turismo esperienziale. Provvidenze in agricoltura, nostra intervista ad Alessio Lattuca. Piero Barone alla Core di Enna, un convegno sulla poetica di Angelo Cristina Curella, giornate FAI e Banca d'Italia aperta per e-cultura. Bentrovati dalla nostra redazione. In apertura la città è sporca e 10 domande al sindaco. Il PD quindi si pone al fianco di cittadini che lamentano lo stato di degrado in cui versa Agrigento a causa di spazzatura e qualità e quantità dello spazzamento e altro, che ascoltiamo in questa intervista che abbiamo realizzato con il segretario Nino Cuffaro, con il quale abbiamo anche parlato di rigassificatore. Vediamo. Nino Cuffaro, segretario cittadino del PD, un incontro con i vertici del comune, il sindaco Miccichè e il vice sindaco Trupia, per porre dei quesiti in merito alla situazione della pulizia ad Agrigento. Ecco, quali sono stati gli esiti e come siete rimasti, insomma, per il proseguo della discussione? È stato un incontro sicuramente utile. Abbiamo presentato al sindaco una nostra indagine sul capitolato, sulle cose che non vanno, i servizi che non sono resi, le attrezzature che non sono in molti casi all'altezza di quanto è previsto, diciamo, dal contratto di appalto. Abbiamo fatto anche 10 domande per fare chiarezza, per capire a che livello è effettivamente la raccolta differenziata, qual è l'introito che il comune ha delle materie seconde che vengono vendute, quali sono i servizi, se ci sono controlli, che tipo di controlli, se sono state fatte delle multe, che tipo di multe, insomma capire bene se il comune ha le redini di questa situazione oppure se, come dire, tutto è lasciato alla disponibilità delle aziende che fanno quello che ritengono opportuno, però lasciando la città purtroppo estremamente sporca. Trupia si è impegnato a risponderci, stiamo aspettando la sua risposta. Noi comunque insistiamo, le nostre 10 domande sono state presentate, abbiamo distribuito anche questo volantino, raccolto più di 200 firme che abbiamo consegnato sia al sindaco che a Trupia. Stiamo aspettando, in attesa di una risposta ovviamente ritorneremo di nuovo alla carica per chiedere informazioni e spiegazioni. Ci sarà un coinvolgimento anche di forze parlamentari? Sì, ci sono già stati i nostri parlamentari che hanno dato la disponibilità, per cui l'eventuale prossimo incontro, per ribadire ancora una volta che si faccia chiarezza, vedranno la presenza sia di Giovanna Iacono, parlamentare nazionale, che di Michele Catanzaro, che è il parlamentare regionale, peraltro capogruppo all'ARS del Partito Democratico. Si ritorna a parlare di rigassificatore a Porto Empedocle, Schifani avrebbe aperto le autorizzazioni, il punto di vista del PD, in particolare del segretario cittadino, considerando che Porto Empedocle e Agrigento, insomma. Io penso che sia una struttura soprattutto inutile e pericolosa. Inutile perché comunque prima della fine della costruzione, se mai comincerà, di quest'opera, probabilmente per gli impegni che noi abbiamo assunto a livello internazionale sulla decarbonizzazione, sarà un impianto che sarà pochissimo utilizzato o non utilizzato. Pericolosa perché si tratta di impianti particolari che in caso di incidenti possono creare, diciamo, conseguenze disastrose per la popolazione. Non è un caso che i rigassificatori che esistono in Italia sono costruiti su piattaforme galleggianti che all'occorrenza possono essere allontanate dalla costa. Immaginate che nel caso di incidente e di scoppio di questo rigassificatore la potenza distruttiva che verrebbe liberata è pari a 10 volte quella di una bomba atomica. Quindi qualcosa che è assolutamente, come dire, è distruttivo in una maniera inimmaginabile per noi.
Poi naturalmente il rigassificatore, secondo me, va in un'ottica di sviluppo che è esattamente contraria a quella verso cui dovrebbe andare la nostra provincia, che è la valorizzazione dei beni culturali, e questo rigassificatore verrebbe costruito proprio ai confini del parco archeologico della Valle dei Templi, del parco pirandelliano, della Colimbetra, quindi una struttura assolutamente, diciamo, da non fare. Spero che non si faccia mai. E ancora politica, ieri Davide Faraone è stato ad Agrigento per affermare che Italia Viva sta organizzando il centro nel paese in Sicilia. Naturalmente afferma vuol dire un centro autonomo dai sovranisti e dai populisti, e quindi tutte le forze che vorranno stare in questo spazio politico saranno nostre interlocutrici. Sentiamolo. Onorevole Faraone, ad Agrigento per un'assemblea del partito in vista del prossimo congresso. Quali obiettivi e quale piattaforma discuterete? Ma stiamo sia nazionalmente che qui in Sicilia costruendo un soggetto politico di centro, alternativo sia alla destra sovranista che alla sinistra populista. Il congresso consacrerà questa linea politica. Domenica voteranno migliaia di persone in tutta Italia per eleggere il gruppo dirigente di Italia Viva, e le prossime elezioni europee saranno un appuntamento importante per strutturare questa forza politica che mira ad essere decisiva nei prossimi appuntamenti politici elettorali. Un'unione di centro cosa vuol dire? A chi viene allargata? Si parlava anche di un accordo con Cuffaro, abbiamo visto anche Elena Boschi presente al convegno a Ribera. Ma il convegno, così come in tutte le assemblee e le iniziative dei partiti, anche diverse dal nostro, laddove siamo invitati partecipiamo e diciamo la nostra. Per quel che riguarda la costruzione di un soggetto politico, noi naturalmente ci rivolgeremo a tutte le forze politiche che avranno il coraggio di stare al centro, alternativi alla destra e alla sinistra. Per cui l'idea è di ragionare con le forze politiche che stanno dentro il mondo, le famiglie del popolarismo, liberali, riformiste. Questo è il nostro obiettivo, vedremo che interlocutori troveremo d'ora in avanti. La vostra interlocuzione col governo Meloni? Ma noi siamo all'opposizione di un governo che sta fallendo su tutto, ha fallito sui temi che riguardano l'immigrazione, gli sbarchi sono aumentati abbondantemente, la legge di bilancio che si stanno apprestando a preparare, figlia della NADEF, è un disastro, non si prevede taglio delle tasse, non si prevede alcun intervento di quello che avevano promesso in campagna elettorale, per cui la nostra alternativa la costruiremo con i fatti e con la nostra attività parlamentare. Un momento difficile questo che si sta attraversando internazionalmente, considerando anche questa guerra che c'è tra Hamas e Israele. È un momento complicatissimo. Serve una comunità internazionale che solidarizzi con Israele così come è fatto con l'Ucraina. Dobbiamo dare una mano a Israele rispetto a una condizione difficile e credo che l'Italia potrà svolgere un ruolo importante. Si ritorna a parlare di rigassificatore a Porto Empedocle. Ricordo che lei mesi fa venne addietro con la sua collega, il Ministro dell'Agricoltura, proprio per testimoniare questo vostro disaccordo. Schifani ha riaperto i termini per il cantiere. Cosa potete fare voi per bloccarlo eventualmente? Ma noi intanto siamo all'opposizione, non abbiamo un ruolo di governo, siamo favorevoli al fatto che si realizzino i termovalorizzatori, i rigassificatori in Sicilia. Naturalmente bisogna capire nei territori in cui si realizzano che ricaduta hanno, se c'è una ricaduta positiva oppure no. Quindi rispetto a questo noi cercheremo di costruire le nostre politiche. Avvocato Lo Giudice, oggi questa assemblea per preparare la nuova politica del futuro di Azione Viva, anche in vista del prossimo congresso che ci saranno? Sì, Italia Viva si riorganizza a partire dal segretario nazionale per passare poi alla segreteria regionale e a quella provinciale. Ovviamente poi ci saranno anche gli organi che seguiranno poi questa elezione diretta. È un momento di altissima e importante democrazia e di questo ringraziamo chi ci ha condotto fino ad oggi. Di questo progetto di un'unione di centro come la vede lei? Il centro in Italia è sempre stato la maggioranza, poi si è suddivisa tra le due fazioni destra-sinistra, adesso ci ritroviamo con questo nuovo concetto di centro. Vediamo quello che sarà poi il programma che verrà dettato dal nostro segretario nazionale Matteo Renzi e vedremo un attimo in che modo potremo. C'è secondo lei uno spazio al centro che si può recuperare? Sì, assolutamente sì.
c'è un grandissimo spazio al centro e il tema è individuare gli argomenti giusti da portare avanti con le persone che in questo momento soffrono, specialmente qui da noi, grandi difficoltà dal punto di vista economico, personale, e quindi vediamo di essere utili in questo senso con gli argomenti giusti. Cristina Scaccia, partecipi a questa riunione, tu prossimamente sarai alla guida anche del partito qui in provincia ad Agrigento, una provincia difficile dove le problematiche sono tante. Ecco, quale sarà l'apporto della vostra formazione politica? Ma intanto io sono la coordinatrice provinciale uscente e in questi anni già abbiamo assolutamente cercato di strutturare il partito in questa provincia. Io dico sempre che abbiamo gettato le fondamenta di questa nostra casa politica. Adesso chiaramente il lavoro ci vedrà intanto impegnati per le prossime sfide elettorali, prima tra tutte le elezioni europee, poi sicuramente nella nostra provincia tante sono le sfide, iniziando da Agrigento, capitale dalla cultura 25, che non possiamo stare alla finestra a guardare perché sarà una sfida importante per questa città, per questa provincia, e non possiamo farci trovare impreparati. Ma poi puntare anche sulla sanità. In questa provincia c'è una sanità indecorosa, alle battaglie amministrative che vedranno alcuni dei nostri militanti e dirigenti impegnati nelle prossime amministrative, quindi le sfide sono tante. Io spero che il partito crescerà, ma ne sono certa perché ecco, registriamo ogni giorno un entusiasmo particolare, per cui in bocca al lupo a tutti noi. Ecco, a Domenica tutti un congresso nazionale importante dove si decideranno nuove alleanze, nuove strategie, come ci anticipava poco fa Farone, verso questa nuova coalizione di centro. Sì, domenica finalmente ci avviamo alla conclusione di questo congresso, è il nostro primo congresso, per cui io sono candidata unica e mi fa enorme piacere essere candidata unitaria, non perché per la paura di un confronto, ma perché questa provincia ha cercato di fare sintesi e ci è riuscita, per cui ci avviamo appunto domenica alle votazioni per il congresso provinciale, regionale e nazionale. E io credo che il risultato sarà un risultato positivo anche sull'affluenza, ecco, delle persone che andranno al voto. Chiudiamo questa pagina di politica con la stretta di mano tra Salvini e Lombardo, che si sono ritrovati a Palermo per discutere di una serie di tematiche e ancora promuovere l'alleanza tra Lega ed MPA. È una bellissima giornata per tanti motivi, primo perché sono a Palermo non per il mio processo sull'immigrazione e questo è già buono, secondo perché inaugureremo un'infrastruttura importante per i siciliani e lunedì in legge di bilancio avremo anche la copertura economica necessaria per un'opera che milioni di siciliani e milioni di italiani aspettano da 50 anni e sono contento che la Lega sia protagonista di questo successo, e poi perché cresciamo, perché abbiamo un accordo. Io sono convintamente autonomista, quindi avere un accordo con una forza autonomista in Sicilia è importante come l'MPA, come l'accordo che abbiamo in Sardegna col Partito Sardo d'Azione, altri ne sottoscriveremo nei prossimi mesi con altri movimenti autonomisti in varie regioni italiane, significa che la Lega cresce e che in Sicilia, penso al Parlamento regionale siciliano, i due gruppi avranno ancora più forza per portare avanti progetti per il bene dei siciliani. Quindi una bella giornata da tutti i punti di vista. Ovviamente parlare di belle giornate in ore nelle quali spirano venti di guerra con numeri drammatici, pensate che il numero di vittime civili israeliane di queste ore è il numero massimo dalla Shoah ad oggi, quindi è chiaro che la preoccupazione che il conflitto si estenda ci vede vigili, attenti, preoccupati, però quello che funziona lo sottolineiamo. In Sicilia la Lega corre, se corriamo in due tanto meglio, il rapporto con il governatore da Ministro delle Infrastrutture è ottimo e la quantità di denari che il governo sta investendo in Sicilia nel mio settore, infrastrutture e trasporti, non ha precedenti nella storia della Repubblica Italiana, quindi più di così in un anno era difficile fare. Raffaele? Mi pare che questa alleanza, questo patto federativo è una cosa tanto naturale da apparire ovvia.
Abbiamo cominciato sin dal nostro esordio, nascemmo nel dicembre del 2005, fummo insieme alle elezioni politiche del 2006. Abbiamo sempre mantenuto eccellenti rapporti, abbiamo sottoscritto un patto federativo anni fa, lo abbiamo rilanciato ora. Ci sono tutte le ragioni perché questo patto sia solido, sia forte, questa collaborazione sia all'insegna della lealtà e della franchezza e possa portare risultati e frutti alla nostra terra. Ha parlato Salvini, di 20 miliardi investiti in infrastrutture, a cominciare da quella che è la nostra bandiera, il ponte sullo Stretto, per poi occuparci anche di altro. Ad esempio, questa autonomia differenziata, articolo 116 della Costituzione, sulla quale dobbiamo confrontarci con determinazione con Calderoli, perché se ne sa poco, ed è bene che se ne sappia di più, potrebbe portare in Italia a quella struttura federale dello Stato alla quale crediamo tanto. Perché non anche la Calabria o la Puglia avere la sua autonomia differenziata, così come ce l'hanno le regioni, i Länder tedeschi, così come ce li hanno gli Stati Uniti d'America, uno Stato federale con un premier forte, con grandi poteri, ma anche con grandi autonomie alle regioni o agli Stati. Perfetto. Insieme siamo una forza del 13,6%, solo un punto in meno di Forza Italia che esprime il Presidente e un punto e mezzo in meno di Fratelli d'Italia che esprime il Presidente dell'Assemblea. Saremo un grande gruppo che darà un grande contributo al buon governo della nostra terra. Quindi rivendicherete più spazio all'interno della Giunta regionale? Esprimeremo più spazio e più forte per fare le cose bene, è questo che ci interessa. No, non chiudiamo più posti, se è quello che lei chiede non chiediamo più posti, ci interessa crescere per la Sicilia, lavorare insieme si lavora meglio e poi il sostegno dell'MPA alla Lega per le elezioni europee, come in altre regioni italiane, mi porta a pensare che faremo un grandissimo risultato. Quali motivi vi hanno spinto principalmente a questa alleanza con MPA per la Sicilia? Perché in due si lavora meglio, ci sono tante infrastrutture, ripeto, al di là del ponte sullo Stretto stiamo investendo decine di miliardi sulle strade siciliane, sulle autostrade siciliane, sulle dighe siciliane, sui porti e gli aeroporti siciliani, sulle case popolari in Sicilia e quindi saremo un grande gruppo all'Assemblea regionale, condividiamo un'idea di futuro fondato sulle autonomie, sui comuni, sulle province, che spero vengano reintrodotte, rielette direttamente dai cittadini con pieni poteri il prima possibile, quindi ci crediamo, credo in un paese unito il ponte unirà finalmente l'Italia e l'accordo fra Lega e MPA penso porterà solo vantaggi ai siciliani. Ministro, in questo momento c'è una riunione a Roma di giovani di destra, no? Provenienti dagli Stati Uniti, da varie organizzazioni. Mi pare che, volevo capire se lei cosa ne pensa, ecco, di questo movimento che si sta creando, tra l'altro anche pro-Israele da quanto si... Ero con loro ieri sera, ci sono rappresentanti dei repubblicani americani, c'è stato un messaggio dei giovani del Likud che ovviamente non sono presenti, ci sono austriaci, francesi, polacchi, danesi, croati, rumeni, tedeschi, tutti rappresentano movimenti democraticamente eletti, in molti casi primi partiti nei loro paesi. Un'altra Europa è possibile rimettendo al centro il lavoro, la famiglia, la sicurezza, pensare a un Parlamento per la prima volta nella storia senza guida socialista e di sinistra è qualcosa che è assolutamente a portata di mano. Ministro, ce lo svela il mistero chi le ha dato questo video? Abbiamo l'opportunità, così chiudiamo la partita. L'unica mia preoccupazione è quello che si è visto in quel video. Cioè io adesso vado a inaugurare una grande opera siciliana, sono a processo tutti i mesi in Sicilia, ognuno nella sua vita privata fa quello che vuole, però aver visto un giudice essere in piazza in mezzo a gente che dava degli assassini e degli animali ai poliziotti non mi lascia tranquillo. Poi chi ha girato il video, chi non ha girato il video, a me interessa quello che c'è in quel video e mi stupisce che questo giudice continui a fare il suo lavoro sullo stesso dossier liberando immigrati che i questori vorrebbero trattenere. Dio non voglia che uno di questi clandestini liberati compia un atto di violenza. Vabbè, si esprimerà la Cassazione.
E questa non sarebbe la classica leggenda metropolitana, quella che da qualche giorno incuriosisce e preoccupa gli abitanti di San Giovanni Gemini, ovvero la presenza di un coccodrillo nella cittadina montana. Adesso lo conferma il sindaco con un post su Facebook in cui dice: sono stato ufficialmente informato dall'ASP di Casteltermini della presenza di un animale simile ad un coccodrillo in contrada Mancuso. È stata mia premura convocare una riunione con le autorità competenti per stabilire una cabina di regia e monitorare costantemente la situazione, in attesa che l'animale venga catturato e affidato al personale preposto. Raccomando, dice, a tutti i cittadini di stare molto attenti, di utilizzare la massima cautela ed evitare di recarsi nella zona dove il rettile è stato avvistato. Adesso quindi caccia al coccodrillo, che non si sa se possa essere fuggito dalla custodia di qualcuno che lo teneva in casa. E il vicequestore aggiunto Giovanni Minardi ha salutato la città di Agrigento dopo una presenza di 9 anni. Adesso andrà a Gela, noi lo ascoltiamo in questa intervista. Sì, dopo tanti anni sicuramente l'attaccamento alla squadra, alla città, tutto il blocco di persone con i quali quotidianamente mi sono rapportato, quindi altre forze dell'ordine, la stampa, la magistratura, sicuramente il legame è molto forte. Andarsene non dico che me ne vado con piacere, perché comunque qui avevo un bel gruppo di ragazzi che lavoravano, stavo bene e mi sono veramente trovato bene. Detto ciò, il nostro lavoro prevede questo, nessuno fino ad oggi credo che era stato 9 anni a capo della mobilità di Agrigento, quindi ci sarà stato anche un motivo e sicuramente io non ero quello che andava in giro a chiedere trasferimenti. Che territorio lascia? Il territorio è sempre, necessita sempre di attenzione, di molta attenzione. Noi stiamo anche in questi momenti continuando a dare la massima attenzione. Ne vedrete i frutti nei prossimi tempi della nostra attenzione di oggi, e sicuramente è un territorio che questa attenzione la necessita e anche la merita. Ricorda in particolare un'operazione di questi 10 anni? Tutte le operazioni sono state importanti, voi avete visto solo le operazioni, avete rilevato quelle particolarmente eclatanti, ma l'aiutare una donna in difficoltà, l'aiutare un ragazzo che ha problemi a mettersi sulla strada giusta, non sono operazioni che arrivano alla stampa, e sicuramente io non ero uno di quelli che andava lì a sbandierare le proprie attività minori, però paradossalmente sono quelle che ti riempiono di più il cuore per i risultati che arrivi ad avere, piuttosto che il super blitz, che ovviamente fa tanto rumore e che sicuramente risolve problemi a un numero indefinito di persone. Però quel ritorno non ce l'hai, il ragazzino che torna in ufficio e ti dice che si è messo sulla giusta strada è un gran risultato di cuore, diciamo. Lei ha dovuto cambiare varie personalità durante il suo modo di fare, diciamo, le indagini con diverse figure sociali, diceva nella conferenza stampa, per raggiungere gli obiettivi, ovviamente. L'obiettivo si punta, come si vuol dire, e si molla, e non si molla fino a quando non si arriva. Adesso c'è un territorio importante, quello di Gela, che l'aspetta. Sì, il territorio di Gela ovviamente, in quanto la mia città lo conosco, conosco le dinamiche, quindi rientrare in quella situazione con un nuovo ruolo non mi preoccupa assolutamente. Ritrovo un gruppo di persone con le quali lavoravo, ne conoscerò altri nuovi, ma vi assicuro che non lo considero assolutamente, non è una cosa che temo. Dico, andrò lì e continuerò a fare con la stessa voglia quello che facevo qui.
Parliamo di immigrazione, sono 174 i migranti sbarcati a Lampedusa dopo che fra la serata e la notte sono state soccorse ben 4 imbarcazioni a bordo degli scafi salpati da Zuara, Sabratha in Libia e Mahdia in Tunisia. C'erano 43, 61, 52 e 18 persone. I migranti fuggiti dalla Libia hanno dichiarato di essere originari di Egitto, Palestina, Siria, Sudan, Bangladesh e Pakistan. Tutti dopo i controlli sanitari effettuati sul molo Favarolo sono stati portati all'hotspot di Contrada Imbriacola, dove dopo il trasferimento di 176 ospiti con il traghetto della sera giunto a Porto Empedocle erano rimasti 21 migranti. E dopo i nuovi sbarchi nella struttura attualmente ci sono 195 profughi. Intanto ieri sera sono giunti a Porto Empedocle le salme di altri migranti che non ce l'hanno fatta. Vediamo. Sì, ormai è diventata un'ecatombe. Purtroppo però, come ha detto bene, non ci possiamo mai abituare ad una tragedia del genere. Questa nave che sta attraccando porta infatti 5 salme, di cui 2 bambini. 5 salme che saranno ospitati 4 a Santo Stefano di Quisquina e una a Santa Elisabetta, però purtroppo ancora una volta assistiamo veramente ad un mar Mediterraneo che è diventato ormai un cimitero che ogni giorno ci dà e ci porta su queste nostre terre dei cadaveri, e quindi una situazione che non ci consente più di poter rimanere inermi. È necessario fare qualcosa, è necessario intervenire alla fonte in modo tale che queste tragedie non si ripetano. Prima erano momenti sporadici, ormai è uno stillicidio continuo al quale non ci possiamo certamente abituare. In questo momento quali sono le sue sensazioni, le sue emozioni, le bare di 2 bambini? No, le sensazioni sono quelle di un padre e di una persona che vede arrivare dei fratelli che scappano da una grande tragedia per trovare poi la morte nel Mediterraneo. È ancora più angosciante vedere che 2 di queste 5 bare purtroppo ospitano dei bambini, e questa è la cosa più tragica che l'umanità può assistere. Quindi ci auguriamo che si possa intervenire al più presto per fermare questa ecatombe. No, in realtà i familiari non è stato possibile rintracciarli nonostante le ricerche si siano fatte, come si fanno le ricerche in questi casi. In altre occasioni simili, purtroppo altrettanto tristi, abbiamo avuto familiari con noi. In un caso, la sua domanda mi è gradita perché merita un approfondimento. Ecco, in un caso la bambina, di cui fra poco purtroppo benediremo la salma, è figlia di una minorenne. La minorenne è stata rintracciata, ma prima che potessimo invitarla è scappata dal centro di accoglienza dove si trovava. Stiamo parlando di una realtà umana di estrema difficoltà e quindi naturalmente non possiamo immaginare di applicare esattamente le categorie a cui siamo abituati, le categorie del lutto a cui siamo abituati. Ecco, queste salme hanno atteso tanto in quella piccola sala mortuaria del cimitero di Lampedusa, alcune oltre 2 mesi. Adesso finalmente c'è la disponibilità dei cimiteri dell'Agrigentino, se non sbaglio, di accoglierli. Ecco, quanto è difficile questo processo? Ce lo faccia veramente capire. No, in realtà non è difficilissimo. Il tema dell'attesa non dipende dalla difficoltà di trovare i posti, perché i sindaci dell'Agrigentino sono estremamente collaborativi, nonostante le difficoltà tipiche dell'edilizia cimiteriale nel sud. Il tema è le ricerche di polizia, le indagini giudiziarie. Spesso le salme sono sottoposte ad autopsia, a procedure giudiziarie non velocissime, anche perché le condizioni di Lampedusa non consentono l'effettuazione immediata delle operazioni. E poi soprattutto, la cosa più importante, soltanto l'ultimo decreto legge in tema di immigrazione fortunatamente ha tolto le competenze al comune e le ha passate alla prefettura, per cui adesso noi possiamo incaricare direttamente le ditte di onoranze funebri. Prima lo doveva fare il comune, il quale è sempre un comune di 6.000 abitanti, 7.000 abitanti, non lo dimentichiamo, quindi con difficoltà burocratiche ed economiche notevoli. Da ora in poi, con queste prime, saremo noi in prima persona a provvedere. Dove andranno le salme?
andranno in alcuni cimiteri della provincia, fra cui Santa Margherita del Belice in particolare. Sarà certamente l'impianto di videosorveglianza presente, funzionante e attivo presso un'impresa sita in contrada San Benedetto a dare un forte aiuto alle indagini in corso dopo il furto dalla stessa subito nella notte tra giovedì e venerdì, che ha fruttato circa 9.500 euro in contanti e 40.000 euro di assegni, nonché l'asportazione della cassaforte e ancora il furto di una Fiat Fiorino che era parcheggiata all'interno del piazzale. A portare a segno il colpo sarebbero stati due malviventi con il volto travisato e indagini sono in corso. Intanto a Palma di Montechiaro ci sono stati 17 denunciati per una discarica di rottami a cielo aperto. Ad accorgersi di tutto i carabinieri della cittadina del Gattopardo, unitamente al nucleo anticrimine natura e quelli di Licata. Pezzi di auto, di barche, rifiuti speciali hanno fatto scattare le denunce e adesso l'ARPA dovrà valutare lo stato del terreno per capire l'inquinamento che la discarica ha generato. E sit-in di protesta all'entrata della riserva di Punta Bianca per impedire l'inizio delle esercitazioni militari lunedì ed è organizzato da Mare Amico. Vediamo. L'esercito italiano da più di 60 anni continua a violare un territorio che sotto l'aspetto paesaggistico, storico e ambientale ha una valenza incommensurabile, la zona di Punta Bianca. Lo afferma Mare Amico di Agrigento, che lunedì 16 ottobre invita cittadini ed associazioni a partecipare ad un sit-in di protesta all'entrata della riserva Punta Bianca per impedire l'inizio delle esercitazioni militari. Questo è un luogo di eccezionale bellezza, continua Mare Amico, ancora non alterato e poco compromesso da fenomeni di antropizzazione che lo scorso anno è diventato riserva naturale orientata. Un territorio però compromesso dalla presenza delle esercitazioni militari che, oltre a violare la storia e il paesaggio, compromettono l'ambiente immettendo in atmosfera sostanze pericolose come ad esempio i residui di polveri da sparo. Durante le esercitazioni, spiega Mare Amico, vengono rilasciati grandi quantità di piombo che, come tutti i metalli pesanti, sono altamente tossiche per l'ecosistema marino. La permanenza in acqua ad elevata salinità lo degrada, dissolvendolo nell'ambiente marino. Il piombo entra nella catena alimentare distribuendosi nei tessuti degli organismi della fauna ittica con destinazione terminale l'uomo, causando una serie di danni ad organi e tessuti spesso irreversibili. I terrificanti boati atterriscono, conclude l'associazione ambientalista, oltre che le persone, anche gli animali presenti in queste aree, così come le forti vibrazioni provocate dalle esplosioni che hanno già causato numerosissime frane con un considerevole arretramento della fragile falesia. Anche quest'anno l'esercito vuole tornare a Punta Bianca per sparare. Come lo scorso anno, anche quest'anno organizziamo un sit-in di protesta al fine di impedire questo scempio. Punta Bianca deve restare riserva naturale, non è tollerabile che si continui a sparare. Breve pausa per la pubblicità, torniamo tra poco. Dal TTG Travel Experience di Rimini ad Agrigento, la CNA racconta il territorio e accoglie in prefettura 14 buyer a cui parla di turismo esperienziale. Vediamo. Prefetto, parliamo di questa iniziativa, un'iniziativa sicuramente importante che serve per la promozione dell'immagine di Agrigento nel mondo a una fiera come il TTG Rimini. Senza dubbio, perché Agrigento, come tutta la Sicilia, ma forse in maniera più intensa, ha un'immagine molto forte, molto ben delineata. Il tema è saperla comunicare.
Questa immagine deve essere integrata per una comunicazione attuale. Pensate ai venditori di posti che oggi fioriscono su YouTube, no? Deve essere integrata in un messaggio che presenti esperienze, perché oggi il turista ama non soltanto vedere delle cose, ma sperimentare delle emozioni e delle cose da fare. Ecco. Un conto è assaggiare un buon prodotto di pasticceria, un conto è poter vedere come si fa o addirittura collaborare alla produzione, almeno per qualche piccola cosa. Il turismo esperienziale vuole essere questo e naturalmente va strettamente a braccetto con il mondo dell'artigianato. Alla fine ciò che vendiamo all'esterno, oltre al grande paesaggio, ai grandi monumenti che abbiamo, alla grande cultura che possiamo mostrare, però sicuramente sono i prodotti artigianali che per la Sicilia costituiscono un atout di grandissimo livello. La CNA post TTG da Rimini con questo briefing in prefettura per tracciare adesso un itinerario di tutto rispetto che parte da oggi. Sì, dopo 2 giorni al TTG di Rimini, ecco, questa è la novità importante perché negli anni precedenti, nelle edizioni precedenti abbiamo sempre partecipato al TTG di Rimini, che è una vetrina mondiale in cui noi appunto promuoviamo i percorsi esperienziali con le imprese artigiane al centro del progetto, ma quest'anno la novità importante è che c'è il Post Tour, 8 buyers internazionali provenienti dagli Stati Uniti, dal Regno Unito, dalla Finlandia e dalla Spagna, sono qui presenti in prefettura, ecco, per l'accoglienza. Ringraziamo Sua Eccellenza il Prefetto e tutte le istituzioni presenti che hanno dato il benvenuto, e adesso parte il tour perché vogliamo che questi autorevoli ospiti, ecco, possano toccare con mano quanto noi abbiamo raccontato a Rimini e portare qui nel nostro territorio i turisti, perché è questo che vogliamo, perché è questo che è importante per il territorio agrigentino, per dare linfa alla nostra economia. Oggi faremo Raffadali per la pasticceria di Stefano, poi andremo alla Valle dei Templi, il giardino della Colimpetra, e poi chiuderemo con la Casa Barbadoro per fare degustare tutte le eccellenze del nostro territorio. Dopodiché domani sarà un tour fuori dai confini della città di Agrigento, andremo a Santo Stefano Quisquila con l'Eremo, con il Teatro Andromeda, e poi 2 aziende importanti, belle, con un caseificio e un'azienda di 2 sorelle con il Pizzo Chiacchierino. Torneremo e andremo ad Agrigento con la bottega delle ceramiche, Domus Ceramiche dell'Isa Lombardo, e poi il giorno successivo al Carretto Siciliano, e con molta probabilità, se ci riusciremo, un beneficio artigianale. Ecco, vogliamo che vadano via con un carico di forti emozioni, perché ecco, noi puntiamo sull'esperienza, sulla relazione, per far decollare il territorio agrigentino con un turismo alternativo, appunto turismo esperienziale. È stata un'esperienza importante questa presenza a Rimini, anche perché oggi partono i 4 giorni di tour esperienziale con diversi buyer che avranno fattivamente la possibilità di toccare con mano qual è la realtà nostra, del nostro territorio. Ecco, cosa vuol dire turismo esperienziale, direttore? Il turismo esperienziale è un nuovo modo di fare turismo. Noi l'abbiamo presentato già nel 2017 al Palazzo delle Aquile, dove la vostra emittente era già presente, aveva capitato che poteva essere una buona opportunità per il nostro territorio. CNA Sicilia partecipa per il 4º anno al TTG di Rimini, ma quest'anno abbiamo voluto calare nel territorio quelle che sono le esperienze delle nostre imprese. L'abbiamo fatto invitando attraverso il post TTG 50 buyers provenienti da tutto il mondo. Andranno a visitare le nostre aziende, visiteranno posti di cultura, hanno visitato le istituzioni, avremo modo di assaggiare l'agroalimentare e le gastronomie del nostro territorio. E lo abbiamo fatto in tutta la Sicilia, sono state coinvolte più di 200 imprese, sono stati coinvolti anche i tour operator nel nostro territorio, le agenzie di viaggio. Abbiamo messo insieme tutto ciò che può servire al nostro turismo, alla nostra cultura, alla nostra terra. Diceva poco fa qualcuno, diceva pure il prefetto, il riscatto della nostra terra attraverso un faro che è quello internazionale, dove i tour operator di tutto il mondo scelgono la Sicilia per i loro clienti.
crisi del comparto agricolo e del lavoro, i suggerimenti di Confimpresa nella dichiarazione che ci ha rilasciato Alessio Lattuca. Più artigianato, Regione Sicilia, incentivi su finanziamenti bancari e contratti di leasing. È un fondo perduto che serve, per effettuare investimenti usufruendo di finanziamenti o contratti leasing. Una nuova misura che Confidi per l'impresa sta attuando. Allora, non è Confidi per l'impresa che l'attua. Confidi per l'impresa è stato accreditato da CRIAS come consorzio che può istruire le pratiche e presentarle, cioè questa è una misura prevista dall'assessorato regionale alle attività produttive, accaduta dalla legge istitutiva la 949. Hanno fatto un avviso recentemente di circa 40 milioni di euro destinati al settore dell'artigianato. Allora, cosa fa il consorzio? Siccome la legge prevede che se una pratica viene istruita da un consorzio di garanzia fidi può avere un'elevazione dell'abbattimento del tasso fino all'80%, dal 60 all'80%, e l'elevazione del fondo a fondo perduto appunto perché controgarantita da un consorzio di garanzia fidi. Quindi noi stiamo lavorando per convincere, intanto per informare le imprese agricole che c'è questa grande occasione a loro favore, ma anche per metterci a disposizione di chi vuole accedere immediatamente a questi fondi, perché noi abbiamo uno staff che è assolutamente preparato per aiutarli, assisterli, per poter fare un progetto, perché non basta fare l'istanza, ma va accompagnata da un progetto, un business plan, tutto quello che serve per spiegare a chi poi decide a quale titolo, sono denari destinati all'acquisto dell'immobile, alla ristrutturazione, agli arredi, agli impianti, alle attrezzature, tutto quello che serve per fare impresa, compreso una parte destinata al credito d'esercizio, quindi per l'acquisto di scorte e di magazzino. Quindi una misura importante che è a sportello, quindi bisogna accelerare perché è a esaurimento scorte. Per cui chi arriva prima sicuramente avrà più possibilità di successo. Da lì un appello anche agli ordini professionali, commercialisti, magari dare maggiori informazioni ai loro assistiti. I commercialisti, se vogliono, hanno un numero da poter fare. Noi siamo a disposizione per stabilire rapporti con i commercialisti, per aiutarli a fare questo lavoro, non sostituendoci a loro, ma integrando il loro lavoro con il nostro e poter così fare sintesi, sinergie per poter accelerare i processi e dare respiro a chi ne ha bisogno, in qualche modo. Il numero di telefono è 392 808 7782 o 902 40 16 16 o il confidi per l'impresa @yahoo.it, a disposizione per qualsiasi cosa. Inquadrata come funzionario aveva però vinto il concorso per dirigente. Il CGA le ha dato ragione dopo una battaglia durata 20 anni. Protagonista una agrigentina in servizio presso l'amministrazione regionale che nel 2000 ha partecipato ad un concorso pubblico bandito dalla regione siciliana per la copertura di 70 posti dirigente tecnico archeologo, il cui bando prevedeva per i vincitori il trattamento economico corrispondente all'8° livello retributivo. Ma la regione la inquadrò come funzionario. Adesso, dopo 20 anni, la dipendente, assistita dall'avvocato Girolamo Rubino, ha avuto il responso finale che le dà ragione. E sarà ancora più bella e accogliente Palma di Montechiaro, lo dice il sindaco Castellino, che afferma che ci sarà la rimozione e lo spostamento degli alberi collocati in piazza Matteotti che presentano radici superficiali che andrebbero a compromettere la nuova pavimentazione. Quelli rimossi troveranno dimora a sud della villa comunale, dove verrà realizzato un nuovo parco urbano. Al loro posto, nella piazza Matteotti, verranno impiantate maestose palme. Per questo Castellino conclude dicendo che ci sarà un periodo di lavori che vedrà la necessità di un po' di pazienza da parte dei cittadini, ma al termine la piazza sarà un orgoglio per tutti. Ancora una giornata di promozione di quello che è l'impegno della protezione civile in mostra, mezzi e dimostrazioni nell'ambito della settimana ad essa dedicata, che si chiude oggi in piazza Cavour. Vediamo.
Marzio Tuttolomondo, la protezione civile della provincia e il libero consorzio durante la settimana è stata esemplare e impeccabile nello svolgere le varie azioni nelle scuole, alla capitaneria, insomma in vari momenti. Oggi l'esercitazione finale, ecco perché sono importanti questi momenti? Allora, abbiamo Sua Eccellenza il Prefetto ha voluto intitolare questo evento come la protezione civile e cultura. Devo dire che la protezione civile in Italia è una delle migliori protezioni civili del mondo, però ancora manca una parte importante che è la popolazione. E l'esempio è quello che è successo alcuni mesi fa nelle Marche, l'alluvione, che di fronte al dovere quindi muoiono 2 persone perché attaccate a un bene materiale che era la macchina nuova, perdono la vita. Questo purtroppo è una cosa che nel 2023 non può succedere e sicuramente dobbiamo migliorare questa cultura di protezione civile. A Tirosciare Protezione Civile Agrigento oggi in questa iniziativa impegnata avete dimostrato quello che si può fare, ma non solo, in tutta la settimana avete fatto varie lezioni nelle scuole per spiegare l'essenza e l'importanza di essere informati sulla protezione civile. Sì, grazie alla Prefettura, al Libero Consorzio, alla Protezione Civile, a tutto il sistema di protezione civile, compreso quello comunale, siamo riusciti a mettere su questa bellissima settimana di protezione civile che ha visto in prima fila ovviamente tutti i gradi di protezione civile. Siamo stati anche nelle scuole per giornate formative, in particolare ieri noi siamo stati nella cittadella degli studi a Calcarelle, coinvolgendo tutti gli istituti che si trovavano in zona. Oggi la giornata conclusiva ha visto la collaborazione sinergica di tutte le forze in campo con attività dimostrative ed esercitazioni varie anche dal punto di vista sociosanitario. Sono delle bellissime iniziative che vanno portate avanti sia a livello nazionale che a livello locale. Ovviamente ci riproponiamo di puntare più in alto, nel senso di coinvolgere sempre più soprattutto la popolazione scolastica, ma anche la popolazione attiva, perché come ben sappiamo il primo nucleo di protezione civile è rappresentato da ogni singolo abitante. Alla protezione civile anche la Guardia Costiera ha dato oggi il suo impegno attivo e fattivo, ma non solo oggi, ma durante tutta la settimana con le esercitazioni anche in capitaneria. Oggi è il giorno conclusivo di questo importante evento organizzato dalla Protezione Civile e Cultura, dove anche la Guardia Costiera ha dato il proprio contributo, un contributo fattivo, un contributo importante che vede sempre uomini e donne della Guardia Costiera, in particolare nel nostro caso della Capitaneria di Porto e Porto Empedocle, essere in primo piano è sempre molto importante in quello che è l'intervento nell'aiutare il prossimo. Siamo stati presenti per dare le informazioni alla cittadinanza utili per tutte quelle che sono le attività in mare e ringraziamo tutte le autorità, il comandante, il prefetto e quanti altri al fine per l'importante iniziativa. Quindi la Guardia Costiera è sempre presente. Lo so, perché facciamo parte della protezione civile, siamo stati invitati come tutte le altre forze di polizia. È stata una giornata particolare con la presenza di Sua Eccellenza il Prefetto, il signor Sindaco e quant'altre, tutte le forze di polizia. Si sono fatte delle operazioni di recupero di una persona con i vigili del fuoco, è stata una bella operazione dove la gente è stata partecipe. L'unica cosa che purtroppo oggi, essendo sabato, le scolaresche non hanno partecipato, però non mancherà tempo sicuramente. La psicologia dell'artista e la capacità del sapere essere è il tema di un incontro promosso dal Dipartimento di Scienze dell'Uomo della Società dell'Università Core di Enna. Protagonista sarà Piero Barone, il tenore narese del Volo, che lunedì dalle 9 alle 13 racconterà agli studenti la sua esperienza. L'evento farà registrare un grandissimo numero di presenze studentesche che gremiranno l'auditorium Scelfo dell'università e che per quanti non riusciranno a poter partecipare avrà anche la possibilità di una diretta streaming sul sito di Unicore. Ieri l'Associazione Culturale Oltre il Muro, presieduta dallo storico e scrittore Enzo Di Natale, ha organizzato un convegno finalizzato a diffondere la poetica e gli insegnamenti di Angelo Cristina Curella. Molti i relatori che con i loro studi hanno permesso di approfondire questo scrittore del Novecento. Vediamo.
Angelo Cristina Curella, oggi in un convegno qui alla Biblioteca Lucchesiana organizzato dall'Associazione Oltre il Muro. Sì, è arrivato il momento in cui critici della letteratura si sono riuniti per presentare il risultato dei loro studi su questo autore che certamente va conosciuto, approfondito e anche proposto come modello di giovane, soprattutto a questa gioventù, se si considera che all'età di 17 anni ha pubblicato una rivista di letteratura, una rivista dove lui trattava temi di un certo interesse, una rivista in cui mirava a suscitare un certo dibattito in un momento particolare della storia italiana. Pippo Di Falco, partecipi a questa iniziativa come relatore, un convegno di studi di letteratura su Angelo Cristina Curella. Sì, su invito del dottore Di Natale partecipo a questo convegno con un intervento che si soffermerà soprattutto sugli anni giovanili di Cristina Curella, perché lui è stato precocissimo, ma è stato un poeta molto importante. E la cosa che va sottolineata è che si trattava di un poeta che ha operato quasi sempre in Sicilia, ma non esclusivamente, ma con un taglio non provinciale. Già giovanissimo, assieme ad altri giovanissimi, era collegato con correnti importanti della poesia italiana, come quella del verso liberismo, soprattutto con un autore di nome Lionello Fiumi, e comunque è stato appunto un autore molto importante. Io mi soffermerò soprattutto su questo periodo giovanile. Professor Agnello, lei è tra i relatori di questo convegno di studi dedicato ad Angelo Cristina Curella. Ecco, sinteticamente lei farà un suo intervento su quali materie? Per la poesia che lui ha prodotto, il periodo a cui è legato, ecco, storicamente, è questo, e dove avrebbe potuto approdare, voglio dire, ecco, questo lo dirò ora, dove poteva approdare anche, e non l'ha fatto. Professore, ecco, ci racchiude gentilmente il pensiero di Angelo Cristina Curella che lei ha ben tratteggiato durante questo convegno di studi di letteratura. Si tratta di una figura molto interessante, un intellettuale che io trovo moderno, anche se ha agito nei primi del Novecento. È autore di una poesia che ho voluto definire religiosa, non solo in senso confessionale, ma nel senso di apertura al dubbio, all'interrogazione. La meta è raggiungere Dio, e si raggiunge Dio attraverso la parola che proviene dall'umanità, proviene dal basso, ma può pervenire a vette sicuramente impensabili. Avvocato Taibbi, una bella manifestazione, un convegno di studi di letteratura dove si è ricordato Angelo Cristina Curella, un suo ricordo? Sì, Angelo Cristina Curella era mio nonno, io lo ricordo, morì quando avevo 3 anni, lo ricordo attraverso gli occhi e le parole di mamma, e in particolare mamma ricordava questo grande amore che avevano con la nonna Ines, che fu foriero di tante belle cose, perché il nonno fondò la banca, ma la nonna fece tanta attività politica, si sono battuti tanto per il territorio e in particolare mettevano sempre davanti il bene comune, e hanno avuto anche 7 figli, la nonna era preside, il nonno fu anche giudice onorario. Quindi quando 2 persone si incontrano scoppia l'amore, il vero amore, poi questo è foriero di tante cose, come dicono le sacre scritture, lo vedremo dai frutti, e i frutti sono stati bellissimi. Lei è la figlia di Angelo Cristina Curella, ecco, ha assistito a questo interessante convegno dove ha articolato il pensiero critico e letterario di suo padre. Un suo ricordo, una sua considerazione? Parlare di papà non è facile perché mi emoziono tantissimo. Posso dire solamente che papà mi diceva tu sarai il bastone della mia vecchiaia. Io ho conosciuto papà, è stato però fino a 11 anni, perché poi papà è morto nel 1967, io avevo appena 11 anni. Ricordo gli occhi azzurri di papà meravigliosi, con uno sguardo, diceva tutto lo sguardo. Ecco, mi emoziono, però
scoprire che papà ancora oggi, si parla ancora oggi di papà, è semplicemente meraviglioso. La storia continua, i ragazzi mi fa piacere che sappiano chi è Cristina Curella, Angelo Cristina Curella. Sono stata un'insegnante per ben 44 anni e ho sempre parlato di mia madre, di mio padre ai miei alunni. La Curella è una famiglia storica, insomma, diciamo, per quello che ha fatto. Sì, senza dubbio, tutte e due mi hanno lasciato un'eredità meravigliosa, a noi figli hanno lasciato un'eredità splendida, raccontare anche ai nostri figli ciò che sono stati mamma e papà nella vita delicata, nella città delicata e quanto dire. E non solo, ma anche in Sicilia. Ma anche in Sicilia, sì, soprattutto mamma è stata deputata, è stata sindaco, papà ha fondato la Banca Popolare Sant'Angelo. Giornate FAI d'autunno, oggi e domani aperti al pubblico il giardino della Colibetra d'Agrigento, la chiesa di San Francesco e di Maria Santissima dell'Annunziata, Santa Caterina, Castello Chiaramonte, Biblioteca Comunale e Santuario di San Calogero a Naro. Il pubblico, afferma il capo delegazione FAI di Agrigento, Giuseppe Taibi, potrà meravigliarsi per la bellezza e le nostre ricchezze architettoniche e paesaggistiche sotto la guida di giovanissimi e preparati ciceroni. E anche la filiale della Banca d'Italia di Agrigento aderisce all'iniziativa E-Cultura, aprendo le porte ai visitatori. L'intervista al direttore Sergio Attard. Oggi la Banca d'Italia apre alla società con una mostra interessante. Ecco, quanti sono importanti questi momenti anche per far conoscere e capire ai tanti, in particolare abbiamo visto tanti studenti, l'importanza e la funzione della Banca d'Italia. Guarda, io penso che sia importantissimo per farsi conoscere alla cittadinanza. Lo scopo proprio della manifestazione E Cultura è quello di aprirsi al territorio, facendo un po' vedere qual è la propria attività, punto primo, cioè cosa fa la Banca d'Italia di Agrigento, cosa fa una banca centrale, cosa fa localmente, e quello che è importante è anche aprendo i propri locali. Tanti agrigentini vedono sempre questo palazzo dall'esterno, stavolta hanno la possibilità di vederlo un po' dall'interno, di vedere giù, di vedere il giardino e di vedere tanti piccoli particolari che normalmente non sono fruibili. Nell'occasione approfittiamo ovviamente per far vedere un po' quello che è la storia sia di Agrigento, ci sono dei pannelli che riproducono la città dal Novecento ad oggi, sia l'evoluzione del palazzo della banca. Particolarmente bella, devo dire, è una corrispondenza dell'inizio del secolo fra la direzione generale, la direzione locale, il sindaco di Agrigento, scritto con termini e con, come dire, una penna, una calligrafia che ormai non esistono più, che noto che sta attirando molto anche i giovani. Poi noi abbiamo pure approfittato per vedere il biglietto da visita di una banca centrale, di un paese, cioè le banconote. Abbiamo esposto la storia nostra, gli italiani, con tante banconote in lire, l'evoluzione con l'euro, cosa è cambiato con la linea grafica, gli elementi di sicurezza, la simbologia forte dell'euro. Pochi sanno che l'euro ha raffigurato dei ponti sopra gli stati italiani, sopra gli stati europei, proprio a simboleggiare questa unione fra gli stati realizzata dalla banconota, e poi anche un'apertura. Ci sono finestre, portali che testimoniano l'apertura degli stati europei verso l'esterno, verso gli altri paesi. Quindi questo noi approfittiamo. Un altro accenno a quello che abbiamo messo in mostra e che vedo sta anche interessando, parecchie attività documentate di quello che facciamo come educazione finanziaria. Ci si è resi conto in Italia che siamo veramente molto indietro, e allora Banca d'Italia, assieme alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero del Tesoro, al Comitato Interministeriale per la programmazione di tutte le attività in materia di educazione finanziaria, sta realizzando una serie di iniziative in testa con le scuole, ma con anche il mondo produttivo, la piccola impresa, le donne imprenditrici, e quindi noi stiamo seguendo un po' tutti questi progetti anche con le amministrazioni penitenziarie. Siamo andati anche a parlare con i detenuti, perché è importante anche che questa fascia di popolazione abbia la possibilità di fruire di questo servizio. Credo sia anche doveroso il ringraziamento sia al locale provveditorato che al Civila, con il quale stiamo lavorando veramente tanto. È uno spaccato di una società italiana, diciamo, che ha veramente bisogno e che ci ha aperto gli occhi su qualcosa che conoscevamo veramente poco.
un'ultima parola direi a quello che ci aspetta, cioè Agrigento 2025, capitale italiana della cultura. Noi ovviamente siamo disponibilissimi a qualunque iniziativa, mostre, eventi, convegni, ovviamente nella nostra materia, però in questo istante potrebbe essere veramente bello, come abbiamo fatto oggi, anche una storia. Agrigento sappiamo tutti, noi abbiamo realizzato dei percorsi con dei ragazzi che partivano dall'antica Kragas ai nostri giorni, e perché no, vediamo come potrebbe essere proiettato sul futuro anche in materia di educazione finanziaria, come era nell'antica Grecia, come era secoli addietro, come oggi, cosa facciamo? Ne abbiamo veramente bisogno, noi siamo pronti, disponibilissimi. E in chiusura lo sport con la consueta panoramica sportiva curata da Carmelo Lentini. Nel campionato di Serie D Girone, turno di riposo per l'Acregas, che ne approfitta per riprendere fiato e recuperare qualche pedina importante nel proprio scacchiere. In ripresa alcuni giocatori come Jama, mentre si fa problematico il recupero stagionale per lo sfortunato Rechichi, a cui si prospetta l'intervento chirurgico ai crociati. Per cui questa giornata vede giocare i seguenti incontri, senza chiaramente l'Acregas, che osserverà questo un turno di riposo. Sant'Agata Novegea, Gioiese Regina, Portici Lamezia, Ragusa San Cataldese. Si gioca questo pomeriggio però ad Avola, Siracusa San Luca, Trapani Locri e Vibonese Reale Casalnuovo. In eccellenza si gioca invece la sesta giornata di campionato e tutti gli occhi sono puntati sul match in programma al Nino Vaccara, dove è in programma il big match tra Mazzara 46 e l'attuale capolista in battuta e a punteggio pieno Nissa dell'ex tecnico canarino Nicolò Terranova. Una gara dall'esito incerto e che vede alla finestra le dirette inseguitrici. In anticipo si gioca questo pomeriggio Accademia Trapani Don Carlo Misilmere, poi domenica a partire dalle 15:30 in campo Aspra Mazzara, Casteldaccia Folgore, Geraci Athletic Club Palermo, Marineo Super Giovane e Castelbuono, Profavara Castellammare, Sciacca Fulgatore e Unione Sportiva Mazzara 46, Nissa. Termina qui il nostro telegiornale, vi ringraziamo per averci seguito, vi diamo appuntamento a lunedì con la nostra informazione che tornerà puntuale. A tutti buon weekend!